giornata con qualche nuvola, però come temperatura non è male, tant'è che sono in pantaloni corti. Direzione Caneva e Polcenigo, andiamo all'autunno inoltrato, tra l'altro siamo. Guarda i colori che ci sono qua in giro, bello. Ho fatto una piccola variante con guado da superare. Ok, da qua evitata. Orbene, cominciamo la salita verso il castello di Caneva. In gioventù l'ho fatta migliaia di volte questa strada qua. Dobbiamo arrivare là sopra. No, è chiusa. Niente castello per stavolta, non si riesce a passare, tutto bloccato. Strada alternativa. No. Oggi il panorama. Qua siamo nella parte alta di Serone e adesso andiamo a imboccare questo sentierino abbastanza scorrevole. Eccoci qua, e fino a qua siamo arrivati sani salvi, ma giù, porca boia, giù di qua è meglio farlo a piedi. Ok, come è scavato, ecco che cosa è scavato. Yeah. Spunciano, maledette spine. Siamo arrivati dentro i confini del comune di Polcenigo di Rinza e adesso andiamo a divertirci. Guarda, si è fermato qua, vedo. Attenzione, opera. Eccezionale. Adesso facciamo un po' il giro basso per poi salire là sopra, qua. Era da tanto che non venivo più di qua, effettivamente. Io senti che benessere con solo che scalda. Dunque, qua una volta c'era il bombe che c'è ancora, sta su. Bene, proseguiamo. E questo è l'imbocco per la salitina. Vediamo su, andiamo su di agilità, guarda che cosa mal di grande. Guarda, mucche al sole, che bella vita, eh? Va bene. Ma noi andiamo da qua. Era Santissima, verso Mezzomonte un po'. Bene, qua comincia la salita. Che fatica, sono proprio fuori forma. Dura guidare con una mano sola in salita sui sassi. Ci siamo, andiamo. Bene.
figo. Yes. Pensavo fosse chissà che io. Sì che era una rampa in giù. Yep. Scala. Ciao. Molto bene. Cambiamo itinerario. Bene, mi sono raccapezzato, so dove sono. Demoliamo la bici. Un po' di sassetti qua. No, adesso c'erano le passerelle e arraco un pezzo. Dio santo, wow, che colori qua dentro, wow, cavolo, peccato che devo stare anche attento per terra. Siamo arrivati al colle di Santa Lucia. Ok, siamo arrivati al bivio. Qua a prendere il CB2. Bene, andiamo.
bellissimo. Attenzione, guarda, il cranio. Bello, bello, qua c'è anche un po' di sole. Figo. Questo si prende, sì, 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 qua. Porca vacca. Sì, dai. Oh, yeah. Sì, sono giusto. I am giusto. Yes. Siamo in Col di Polgenico. Wow. Beh, direi che il panorama parla da sé. Demo. Ok. Che bello qua. Attenzione alla testa qua. Ok. Beh, effettivamente sì. Facciamo la piedi, va, che non mi caschi dentro l'acqua anche. Bene, dai. Hop. E questa? Wow. Che figo. Giusto, e riusciamo dove siamo entrati stamattina, di qua. Questa è una chiusa. Allora, guarda che meraviglia. Beh, direi che è veramente una meraviglia. Bello, molto bello. Di cosa stiamo parlando? Guarda che acqua. Che dire? Fotonico, bellissimo. Che posti, qua. Paludi li diventa bellissimo. Campo. Mi chiedo perché, nonostante io sia finito, con le gambe finite, voglia
fare ancora salita. Allora non me lo spiego. Ho sto impulso ti vuole andare su ancora e andare su a Montaner. E adesso mi aspetta quella roba lì. Sti gatti. Qua è sempre bello vedere da qua. Wow. Peccato per i cavi, ma che meraviglia. E ora non fa morire paura la signora. Ah, Dio santo. Grande. Bene, sono praticamente arrivato. Conclusioni: 80 km, 1400 di dislivello, divertito un sacco, molto.